Bella io, bentornati su Real Napoli Football, ragazzi. Purtroppo siamo riscesi in Divisione 3 per il momento, dopo un paio, anzi dopo 3 partite veramente bruttine, e quindi dobbiamo cercare assolutamente di riprenderci subito. Andiamo a cercare subito il prossimo avversario. E come sempre, ragazzi, se vi fa piacere sostenermi in questa scalata alla Divisione 1 con soli giocatori del Napoli, magari mi lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e commentate per farmi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere. Detto ciò, vediamo chi sarà l'avversario di questa puntata. Sì, Napoli FC Tokyo. Napoli-Tokyo. Vediamo se riusciamo a tornare a fare delle prestazioni convincenti, ragazzi. Vediamo se ci riusciamo. Allora, giocheremo senza Zambo anche sta sicuramente. John Gong, c'ho Traoré, c'ho Lindstrom, on fire, gioco il centrocampo leggero, l'avversario. È sempre un centrocampo molto stretto, quindi vado ad alzare un po' le mezzali, scendo un poco il mediano e va bene così. Andiamo subito al match. Napoli-Tokyo. Appassionati del gioco più bello di Napoli-Tokyo. Le tribune sono gremite, d'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola Si parte Osimhen, palla per Lobotka, larga come al solito verso Mario Rui, dentro per Kvaratskhelia, Zielinski si gira, cerca Lindstrom dentro per Osimhen che va da Kvaratskhelia che penetra in area, la ridà ad Osimhen che prova a tirare, palla fuori. Abbiamo iniziato forte, ragazzi. Ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Abbiamo iniziato forte. Zielinski cercherà Rachmani, Zielo verso Rachmani che proverà a spizzarla, ci riesce verso Osimhen, la palla non arriva, Kvaratskhelia, poi Lobotka, il lancio di Neuer con Lindstrom che prende questa palla, Kvaratskhelia dentro per Osimhen, la parata di Neuer, incredibile. Di Lorenzo a colpire ancora di testa, prova ad attaccare il Tokyo. Rachmani recupera palla, errore di Rachmani, prova ad andare a recuperare questa palla, attenzione, recupera palla Rachmani, appoggia per Giannino Di Lorenzo, va da Politano, errore di Politano qui in impostazione, Lobotka si infastidisce con Zielinski, poi va da Rachmani che appoggia Di Lorenzo, che va da Politano, che va da Lindstrom, dentro per Osimhen, niente da fare. Provano ad attaccare adesso loro con Rachmani che recupera palla per Zielinski che allarga per Kvaratskhelia, dietro per Mario Rui, cerca Osimhen che si gira, Victor perde palla, la recupera Victor, invece no, Lobotka, attenzione, Lobotka allarga per Mario Rui, si appoggia per Kvaratskhelia e prova a penetrare, niente da fare. Fallo laterale per noi con Mario Rui che va da Nathan, per Rui ancora, dentro per Kvaratskhelia che prova a dribblare, niente da fare, riparte ancora al Tokyo con Lobotka che recupera palla, dentro per Osimhen, per Zielinski che l'ha ridato Osi, che rientra, appoggia per Politano che deve solo appoggiarla dentro, per l'1-0, Matteo Politano, passiamo noi. Può sembrare semplice, ma riuscire a fare tutto con i tempi giusti è sintomo di grande condizione fisica. Dai cazzo, Kanté, attenzione, Lindstrom, Haaland, Zielinski, Di Lorenzo, palla per Lindstrom, si gira Lindstrom con un po' di fortuna qua, Osimhen dentro, la palla non passa, Lobotka, break e palla verso Kvaratskhelia che può scendere, Kvaratskhelia si ferma, se ne va Kvara con un po' di fortuna ancora l'alza per Lindstrom, niente da fare, arriva Lobotka, attenzione, Zielinski blocca questa palla, allarga per Mario Rui che prova ad lasciarla lì per Kvaratskhelia che crossa verso Osimhen che prova ad andare di testa, calcio d'angolo. Zielinski, palla verso Rachmani ancora che proverà ancora verso il primo palo, Zielinski verso Rachmani che proverà a spizzarla, niente da fare, Politano di testa per Zielinski che crossa per Kvaratskhelia.
Lobotka non riesce a smistare questa palla, Nathan la prende, errore di Nathan qui, attenzione Di Lorenzo, prova a metterla fuori, sbaglia tutto Giannino, però a ripartire Julian Alvarez dentro Meret, che prende palla e rilancia verso Victor Osimhen per Zielinski, va da Mario Rui che allarga per Kvaratskhelia, si ferma Kvaratskhelia, rientra Kvaratskhelia, perde palla Kvaratskhelia, porca troia Kvaratskhelia. Attenzione Son, Nathan, bel recupero palla. Dentro per Kvara che appoggia Zielinski, prova a ridarla a Kvara, niente da fare. Fuori gioco. Che cazzo è successo? Fuori gioco dei nostri avversari giapponesi. Nathan prova a cambiare tutto verso Politano che prova a colpire di testa, la palla resta lì, è recuperata da Matteo Politano che prova il dribbling, Matteo va dentro da Di Lorenzo, palla per Lobotka, prova ad andare da Listrom, niente da fare. L'abbiamo giocato a Maluccio qui, attenzione Mario Rui, prova a dare una mano, Nathan, Rui, Rachmani la mette fuori, la palla finisce ad Haaland, dall'altro lato Nathan, palla per Lindstrom, va da Politano, va da Osimhen, Osimhen perde questa palla ma Politano la recupera dentro per Lindstrom, scende Lindstrom, attenzione Lindstrom va da Zielinski, la palla poi sbatte su Osimhen, palla fuori. È stato un po' sfortunato in questa occasione. Il lancio lungo di Manuel Neuer, attenzione, Lobotka a dare fastidio ad Haaland, la palla recuperata da Lindstrom, niente da fare, Osi sbaglia, Nathan ancora a colpire di testa con Lobotka che prova a prolungarla, niente da fare, torna anche Lobo qui, palla per Haaland, Rachmani ci aveva messo una pezza, ma comunque fuori gioco di Haaland. Con Meret che prova a rilanciare ancora lungo, Alex Meret, va Osimhen dentro, esce Neuer, Nathan a colpire di testa, Lobotka, palla verso Lindstrom che allarga per Politano che prova a crossare l'interno, attenzione Lobotka, Zielinski appoggia per Mario Rui che fa correre Kvaratskhelia che si ferma, Kvara, niente da fare, Rachmani ancora a contrastare Haaland, non ci riesce questa volta, prova a recuperare palla, niente ancora, Di Lorenzo che va da Lindstrom, Zielinski, errore di Zielinski, doppio errore di Zielinski, Rachmani, Di Lorenzo, Lindstrom, errore di Di Lorenzo qui, cross in mezzo, la palla esce fuori e finisce il primo tempo. Qui siamo stati un po' fortunati alla fine, primo tempo abbastanza agguerrito da parte nostra, 5 tiri a 0, un solo gol, dobbiamo cercare di andare a chiuderla. Si riparte, attenzione, parte Tokyo, Nathan recupera subito palla e la appoggia poi a Zielinski che va da Osimhen, la palla non passa ma poi sì, Osimhen, palla per Kvaratskhelia, la palla non arriva a Queicia, Rachmani, Nathan, che cazzo fai Nathan, mio dio, Meret, rilancio lungo con Osimhen che non riesce a colpire questa palla, Lobotka recupera il break di Lobotka per Politano che cerca dentro Victor Osimhen che chiude questo contropiede di 3 passaggi, Victor Osimhen, 55esimo gol stagionale per Victor ragazzi, 2 a 0. Attenzione palla dentro, Rachmani a recuperarla, poi va da Kvaratskhelia, appoggia per Victor Osimhen, tacco per Zielinski, errore qui poi di Zielu, palla dentro, Rachmani, palla per Mario Rui, appoggia Lindstrom che fa correre ancora Politano rientra Politano, dribbling, ancora dribbling, Zielinski cerca Lobotka che poi la dà a Mario Rui, palla per Kvaratskhelia, cerca dentro Victor Osimhen, niente da fare, Kvaratskhelia prova a dare fastidio qui, Mario Rui, break di Rui, scende Rui e di esterno la dà Kvaratskhelia che va da Osimhen subito, forse è frettoloso qui, Rachmani, Nathan, Mario Rui, errore di Rui qui e poi Nathan, grande chiusura ancora, Zielinski cerca dentro Victor ancora, troppo frettolosi,
attenzione, Mario Rui prova a recuperare qui con Son che prova a scendere, cross in mezzo, Rachmani la mette fuori, la palla resta lì, incredibilmente Meret, miracolo di Alex Meret su Pippo Inzaghi, no chi è? Questo sì, fantastico salvataggio di Meret. Calcio d'angolo, colpo di testa, Rachmani, Politano, poi Lobotka, attenzione Politano, palla dentro, qui Nathan, ancora dentro e ancora Di Lorenzo, palla per Osimhen che prova a far correre Matteo Politano che va da Kvaratskhelia, ma la palla è recuperata dal difensore. Attenzione Son, prova ad andare con Filippo Inzaghi, torna Di Lorenzo. Meret, rilancio lungo verso Lindstrom che colpisce verso Osimhen che l'appoggia a Kvaratskhelia, si gira Kvaratskhelia, appoggia per Mario Rui, dentro per Zielinski, la palla non arriva a Pietro, Kvaratskhelia ancora Zielinski, tacco per Kvara, dentro per Mario Rui, la palla non arriva, niente da fare ancora, Lindstrom prova a recuperare, Di Lorenzo, attenzione Di Lorenzo prova a recuperare, Meret ancora, mamma mia Alex, Kvaratskhelia perde ancora palla, attenzione stanno attaccando molto di più loro adesso che ci stanno provando alla grande, devo dire la verità, Rachmani prova a metterla fuori per Politano che cerca Zielinski che fa correre Kvaratskhelia, rientra Kvaratskhelia dentro per Victor Osimhen che però non penetra l'area di rigore come si deve, Nathan, palla per Mario Rui che l'appoggia a Zielinski, Mario Rui, Kvara, Zielinski che entra, Zielo, l'alza Zielinski, Politano, niente da fare, Lindstrom, arriva Lobotka che non recupera questa palla, nemmeno Mario Rui, fermato Salah col fallo, calcio di punizione per il Tokyo, fermiamo un po' il gioco, attenzione, dentro un gong, poi dentro Traoré al posto di Zielinski sicuramente, dentro Dendoncker a questo punto ragazzi al posto di Lindstrom, Lobotka scala mezzala, dentro Giacomino Raspadori e sono 4 e dentro questa volta Pasqualino Mazzocchi al posto di Nathan che va in panca, scala Di Lorenzo centrale, facciamo un po' di cambi. Sostituzione per il Napoli, numero 21. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Arnold, rilancio lungo, Di Lorenzo non riesce a colpire, attenzione Son, Arnold, palla per Rachmani che prova ad andare verso Giacomino Raspadori, palla di Rachmani per Raspadori rientra, attenzione se ne va Raspadori fin dentro e rigore, calcio di rigore su fallo reiterato su Giacomino Raspadori ragazzi, da cui andrà proprio Raspadori, prova Giacomino Raspadori dagli 11 metri, Giacomo Raspadori prova a mettere la fogliolina di basilico sulla margherita, Raspadori col suo 8º gol stagionale, 3-0 ragazzi. Di Lorenzo, attenzione Rachmani, niente da fare, Rachmani prova a recuperare questo pallone, Lobotka la mette fuori, Traoré, Dendoncker, palla per Gong che prova ad andarsene in Gong, grande dribbling e se ne va, scende in Gong, prova ad andare da Dendoncker, da Mazzocchi, attenzione Di Lorenzo, palla per Dendoncker, allarga per Pasqualino Mazzocchi che cerca dentro Lobotka, l'appoggia a Gong, ma attenzione Traoré, Dendoncker, Osimhen prova ad allargare, provano ad attaccare ancora loro, ma riprendiamo palla ancora con Dendoncker, Lobotka, Osimhen, tacco per Traoré, ancora per Osi, niente da fare, palla dentro, prova ad attaccare ancora il Tokyo, Di Lorenzo chiude e prova ad andarsene per Mario Rui, palla per Traoré, di tacco va da Dendoncker, ancora verso Lobotka, scende Lobotka che appoggia per Mazzocchi, ancora per Lobotka,
si ferma Lobo, penetra verso Osimhen, dentro per Traoré, la parata del portiere. Attenzione di Lorenzo, recupera palla di Lorenzo, niente da fare però. Dendoncker, dribbling di Dendoncker che se ne va dentro perché... Vabbè. Rachmani, Dendoncker, Traoré, niente da fare. Palla ancora per loro. Rachmani. E finisce qui, ragazzi. Ci riscattiamo subito con un 3-0 al Tokyo, ragazzi. Politano, Osimhen e Raspadori. Partita abbastanza dominata contro il nostro avversario e ci andiamo a riprendere immediatamente la divisione 2. Eccola qua.